il dottor Giuseppe Feltrini, coordinatore regionale dei trapianti, il dottor Stefano Marcanti, coordinatore ospedaliero per i trapianti del Bruce Bellica 8, distretto Est, il dottor Enrico Vidale, responsabile comunicazione della Fondazione Banca degli Occhi di Mestre, il dottor Rudy De Vetto, responsabile donazione e procurement, Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso. Ad ognuno di questi interventi è associata una storia di vita, di donazione e di trapianto, perché queste storie sono frutto del loro grande lavoro. Non dimentichiamoci mai che se ci sono persone che tornano a vivere è grazie al lavoro di tante persone, tante realtà coinvolte, prima i grandi professionisti che mettono a disposizione la loro grande competenza, ma non dimentichiamo i volontari che sensibilizzano la popolazione e poi infine loro, i familiari, i donatori e chi riceve questo grande dono. Siamo tutti parte di un grande cerchio della vita. Quindi diamo la partenza ai lavori del convegno, invito quindi il dottor Giuseppe Feltrini, coordinatore regionale dei trapianti, a portare il suo contributo. Grazie. Buongiorno a tutti, mi tocco l'orologio, si cerco di non ammazzarvi con il mio senso di dire, non mi velocemente. Allora, intanto grazie a tutti, grazie a Luca, grazie a Paola, grazie a tutti quanti voi. Mi fa piacere anche di ricordare sempre all'interno delle storie Paola che qua in sala c'è un paziente che non racconta che io ho trapiantato di cuore un sacco di anni fa, che è il mio fornitore ufficiale di soppressa, che continuo a ricordarmi anche a distanza di un sacco di tempo. Ma che... Mi sentite? Ecco qua, dicevo, questo paziente che è il mio fornitore ufficiale di sorprese a distanza di anni, nonostante non ci si veda più, viene sempre a trovarmi, e credo che per noi professionisti, no, poi alla fine questa sia la cosa più bella, cioè il fatto che abbiamo fatto un lavoro insieme e questo lavoro è vita, è speranza, e quindi sicuramente questa è la cosa più bella del nostro mestiere. Io comincerei mostrandovi qualche dato, riprendendo un po' velocemente, magari con qualche dettaglio in più, quello che vi diceva anche l'assessore prima, che andiamo pure avanti, e ricordandovi appunto che la nostra attività di procurement, cioè di intercettazione, diciamo così, dei potenziali donatori, si esplica in tutte le aziende sanitarie, in tutti i presidi ospedalieri, in tutte le aziende sanitarie della regione. E questo, andiamo pure avanti, ci porta appunto a un'attività trapiantologica che, come sapete, è sviluppata su questi 4 poli. Abbiamo il polo appunto di Vicenza per il trapianto di reni, sembra il polo di Treviso solo per il trapianto di reni del paziente adulto, e poi il polo di Padova e il polo di Verona, dove ovviamente la complessità trapiantologica sale un pochino, quindi dove vengono offerte tutte le opzioni di trapianto sia nel paziente adulto che nel paziente pediatrico, e quando dico pediatrico intendo anche il paziente di piccola taglia. Poi non ci dimentichiamo appunto le nostre banche dei tessuti, che sono anche qua poi rappresentate oggi. Tra un pochino, quando provvederemo all'autorizzazione all'esercizio, e manca veramente molto poco, avremo anche l'orgoglio di aggiungere una 4ª banca a Padova, che è la banca delle isole pancreatiche, quindi la regione offrirà anche questo tipo di opportunità per il paziente diabetico, ed è un risultato veramente molto importante dal punto di vista terapeutico. Questo per ricordarvi, non per piaggeria, non per dirci addosso quanto siamo bravi, ma forse è bene che ogni tanto non si sappia che se voi guardate complessivamente un ospedale inteso come numero globale di trapianti che esegue al suo interno, Padova e Verona, secondo e sesto posto, sono tra i primi 6 ospedali di trapianto d'Italia, e come vedete da soli sviluppano una capacità di quasi 500 trapianti. Infatti poi, se vedete anche dimensionalmente i centri, insomma, si tratta di 2 poli di assoluto rilievo sul panorama nazionale, e anche europeo. Questi adesso vediamo velocemente, sono dati dello scorso anno, ma intanto per farvi vedere come sulle varie tipologie di organo, che viene da donatore cadavere che viene da donatore vivente, i centri della Regione Veneto si collocano in una posizione molto importante. Vi faccio anche notare, come vedete, che tutta l'offerta trapiantologica dell'Italia in realtà, come vedete, è concentrata sulla parte nord dell'Italia, cioè ci sono delle aree dell'Italia dove non esiste neanche un singolo centro di trapianto, e questi sono pazienti
che vengono a farsi trapiantare da noi e che poi giustificano quel numero di cui vi parlava l'assessore, perché considerate che su quei quasi 1300 pazienti in lista attesa di cui vi parlava l'assessore, una quota che va dal 40 al 50% sono quei pazienti extraregionali che trovano qui una risposta al loro fabbisogno di salute. Trapianto di fegato, anche qui riferimenti importanti dal punto di vista numerico, lo sappiamo, trapianto di cuore e il trapianto di polmoni. Come avete visto anche poi c'è lo trapianto di pancreas. Vedete, insomma, i nostri centri della regione si qualificano su posizioni estremamente importanti per la qualità e la quantità dell'attività sportiva. Due dati su come stanno andando le donazioni. Ecco, allora, questo è un dato attualizzato, vedete che quest'anno, in questo momento, abbiamo un numero di potenziali donatori valutati per milione di abitante che in Italia è particolarmente significativo. Questa è la nostra situazione, il dato d'agosto, vedete come dal 2017 a dicembre noi abbiamo fatto un salto estremamente importante sul numero di donatori valutati, questo grazie al lavoro di tutti i professionisti dei vari ospedali di trapianto, ma indiscutibilmente anche all'aumentata interazione che la rete trapiantologica ha cercato e ha voluto con voi. E quindi questo per dare ancora una volta una misura di quella cosa importante che diceva l'assessore prima, della sinergia, del fare rete rispetto a certi temi e rispetto a certi obiettivi. Se si lavora insieme alziamo le barre, e questo è un risultato molto importante. Questi sono i donatori utilizzati sul dato nazionale, vediamo il nostro grafico, il successivo, e anche qui il dato, chiaramente lo vedete un po' più basso, è un dato in valore assoluto, quindi è il dato d'agosto, quindi abbiamo ancora metà di anno, metà d'anno da correre. Ecco, una cosa importante che prima diceva l'assessore, se iniziamo a guardare quanti accertamenti di morte, o per dire in maniera più semplice, quanti potenziali donatori di organi abbiamo valutato, ecco, voi vedete che nel confronto con il resto delle regioni d'Italia, quando noi li calcoliamo rispetto al milione di abitanti, insomma noi siamo la terza regione, vedete quello scarto 62,8, 63,3, mezzo punto, ma noi adesso ci attacchiamo sul mezzo punto e per la fine dell'anno lo superiamo, però sono d'accordo con l'assessore che di fronte a quello scarto lì siamo tra i primi due, penso che si possa assolutamente dire. E questo è il dato dei donatori utilizzati, invece dei donatori che poi arrivano al trapianto. Voi sapete che questo è un dato che è condizionato dal consenso, dalla idoneità del donatore, quindi un dato che a mio avviso misura meno quella che è la vivacità di una regione rispetto alla donazione. Ecco, questo è il dato attuale, come vedete questi sono i numeri qua sotto, 58,5, 34,3, che ci classificano in questo momento questa posizione. Andiamo avanti, quindi noi ci siamo permessi di metterci queste coccarde, adesso quando torno a casa scrivo 2/3. No, scusami, torno un attimo indietro. Vi faccio notare che poi, al di là delle coccarde che hanno il valore che hanno, ma che comunque rappresentano l'impegno di tutti e la solidarietà delle famiglie dei donatori, perché questo è quello che viene fuori da questi numeri, e questo qua sotto è il dato più importante. Noi siamo passati da 307 a 345 trapianti effettuati nel periodo, come vedete, fino all'11 di settembre, quindi abbiamo aumentato, sono 30, quasi 40 unità, che è la nostra capacità di offrire il trapianto ai pazienti. Il trapianto, come dicevamo prima, è sopravvivenza ed è qualità della vita, quindi è trasformare il destino delle persone, che se no sarebbe stato diversamente segnato se non avessero potuto accedere. Ecco, questo è il dato, vedete, rispetto al 2021 in attività di donazione è cresciuta molto bene. In questo momento siamo a 24,2% di posizione sulla donazione sugli organi donati in questo momento, perché siamo un pochino saliti rispetto al 2020 e anche rispetto al 2021. Il 18,9% delle posizioni dello scorso anno è stata la posizione più bassa dell'intera Italia, che viaggiava una media lo scorso anno, viaggia tutto con una media del 30% di posizione. Quindi come non pensare, quando uno dice ma come si fa? Non è per caso,
qui è il risultato del lavoro continuo sul territorio, del lavoro che fate voi, perché noi sul territorio ci andiamo non lo possiamo, ma voi siete sul territorio. Ed ecco quindi i trapianti effettuati, come vi dicevo, quindi con questo incremento importante della attività sia del donatore cadavere che del donatore. Andiamo avanti. Ecco, anche qui è chiaramente un dato molto bello di cui siamo tutti estremamente orgogliosi e stiamo salendo molto bene con la donazione di corne, stiamo lavorando anche molto bene sulla donazione del tessuto, che però ha tutta la sua contestualità, quindi è un pochino più complessa da individuare, da realizzare, però vedete insomma un dato in progressiva ascesa e guardate come stiamo cercando di smarcarci sempre di più dalla pandemia. Considerate che comunque nel 2020, in piena pandemia, quel numero di donatori di corne era 10 volte più alto rispetto al numero di donatori di corne più alto del nostro primo competitor, quindi comunque siamo a un livello decisamente superiore, però vedete sono quasi 200 casi di numero. Andiamo avanti. Ecco, se volessimo dire perché noi professionisti, ma anche voi, dobbiamo lavorare continuamente sui nostri risultati, sul nostro impegno, questa è la tabella che vi chiamava prima l'assessore. 1938 pazienti in lista attesa per un occhio, no? In questo momento in Regione Veneto, a 30 di giugno, 912 di rene, 196 di cuore, di fegato, 90 di cuore, 33 di polmone, 7 di pancreas. Ricordatevi, non sapete, che magari se per il rene si può un pochino aspettare, con gli altri organi non si può aspettare. Quindi teniamo ben presente questo dato. E questa, come vedete, al 31 luglio è l'attuale distribuzione delle posizioni. Noi siamo in questo momento, secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti, al 18% e mi pare, quindi c'è qualcuno come noi, sì, c'è la Val d'Aosta con 0, ma perché non fanno donatori, quindi si deve fare, perché è una posizione da pragmaticità. Quindi ecco, abbiamo la Liguria 14, però vuol dire 18% di posizioni, okay? Contro una media nazionale del 29-32%. Ripeto, tutto questo non succede per caso, tutto questo è il risultato del nostro parte, della stragrande maggioranza del vostro. Andiamo avanti, questo è un trend storico, ecco, vedete il Veneto rispetto all'Italia, tranne quell'anno che è il 2010, dove comunque eravamo sotto l'Italia, noi siamo una decina di punti sotto rispetto alla percentuale di posizione rispetto all'Italia. E questo è la nostra cultura, il nostro lavoro, la nostra tradizione, la nostra generosità, il nostro modo di percepire il senso di vita. Andiamo avanti. Questo è un altro dato che mi faceva farvi vedere, i dati invece della raccolta di espressione di volontà con la carta di identità. Noi abbiamo in questo momento una posizione del 25% contro una media del 31%, vedete le iscrizioni AIRE di 225.000, le espressioni raccolte nei comuni siamo quasi a 1 milione, oramai 223.000, con 690.000 fattori. Allora, qui giustamente l'assessore mi diceva 25 mi piace e non mi piace, e allora cosa dobbiamo fare in questa diapositiva? E dobbiamo lavorare insieme. E questa cosa qui, lo sapete, è un progetto che stiamo portando avanti noi, con voi, con ANCI, con Federsanità. Tra un po' ci incontreremo di nuovo, ricominceremo l'attività ai comuni. Considerate che noi in un anno vediamo una media di 200, 300, 400 per aprire degli anagrafe, di cui andiamo a parlare, a spiegare, e però abbiamo bisogno di voi. Se da un lato c'è il lavoro con l'operatore dell'anagrafe, dall'altro bisogna tenere alta la sensibilità sul territorio, sulla popolazione. Vi faccio anche guardare, non vi commento adesso perché non è importante, ma vi faccio notare una cosa. Guardate come esiste una differenza sulla percentuale di posizione dentro le province. Ecco, io non... ragionateci, noi ci siamo, vi diamo una mano, ma qua abbiamo bisogno di voi, qua abbiamo assolutamente bisogno. Andiamo avanti. Poi sapete che c'è tutta l'attività di comunicazione attraverso il nostro sito e concludo, ecco, questa è stata la campagna precedente, vi accennava l'assessore, siamo molto orgogliosi, stiamo facendo un bel lavoro per la prossima
speriamo di portare una cosa che possa piacere, che possa trovare l'attenzione di tutti. Chiaramente tutto il materiale che comprendo sarà poi il vostro, ovviamente, e quindi vi chiederemo anche un po' di aiuto per distribuirlo. Stiamo cercando anche delle formule comunicative un po' più nuove, un po' più moderne, quindi insomma cerchiamo di andare più forte in questo senso. Ecco, io concluderei proprio con questa diapositiva, perché questa diapositiva ci mostra i partner del progetto, delle attività che abbiamo appunto sulle attività sui comuni per voi. Uno, per ringraziarvi e farvi pubblicamente un elogio per quella cosa bellissima che è la vostra arte. E voi siete arrivati a fare una roba che noi come amministrazioni non siamo stati in grado di pensare. Allora la vostra è solo sì, giustamente, ci sta a essere solo sì, però voglio dire, pensare che un cittadino semplicemente con lo speed possa decidere cosa fare, secondo me è ai limiti del geniale. Quindi veramente complimenti per questa cosa che è molto molto bella e che dovrebbe essere di stimolo anche per noi come istituzioni, perché forse è arrivato il momento di pensare a canali nuovi, a canali diversi, a canali dove uno si senta libero di dire oggi è sì e dopo domani no. Questo fa parte della nostra libertà di scegliere, che dobbiamo sempre tutelare. Però ecco, mi piace questa diapositiva per dirvi che le cose si fanno e si fanno insieme. Quindi se lavoriamo insieme otteniamo risultati, se lavoriamo insieme possiamo migliorare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, che è bellissimo, è giusto che ce lo diciamo, ma che può essere sempre migliorato. Grazie. Grazie di cuore al dottor Peltrini per il suo intervento. Bellissima quest'ultima immagine, tutti assieme, assolutamente, non solo per quanto riguarda le istituzioni che riguardano la donazione degli organi, ma anche tante altre realtà, in particolare la donazione del sangue del midollo, associazione con cui collaboriamo quotidianamente per portare avanti la cultura del dono. Come vi dicevo prima, ai loro interventi viene associata una testimonianza, perché vogliamo capire nella realtà che cosa accade nelle case dei cittadini, nelle case di tante persone che vivono queste realtà, e quindi